Mos maiorum. Beh, un'espressione questa che ha a che fare con la cultura romana, latina. Era quell'insieme di norme anche non scritte che fungevano da fondamenta per le istituzioni romane. Mos maiorum, il costume degli antenati, il mos moris, il costume, l'usanza, parola dalla quale arriva l'italiano morale. Nel 10° canto dell'Inferno di Dante, Farinata degli Uberti a un certo punto dice al poeta: chi fuor li maggior tui, chi fuor li maggior tui. Questi maggior sono proprio i maiores della famosa espressione mos maiorum. Ora, l'amministratore di questo canale YouTube ha chiamato il canale stesso Mos Maiorum perché? Ha chiesto a me di spiegare, di fare un intervento in questo senso. Perché? Beh, qui non abbiamo certo a che fare col Mos Maiorum inteso nel senso in cui l'ho detto prima. Non vogliamo dare lezioni di storia romana, però in senso, diciamo lato, in un senso non strettamente tecnico, Mos Maiorum è tutto quell'insieme culturale, quell'alveo culturale che fa capo a una popolazione, a una società. Cioè, siccome questo canale contiene il cosiddetto Thesaurum Pedemontanum, che qui è soprattutto, anzi essenzialmente poesia, cosa sarà il Mos Maiorum in questo caso? Sarà quel modo di sentire le cose, quel modo di vivere, quel modo di essere tipico della popolazione piemontese dei tempi che furono. Lo stesso Nino Costa ormai non c'è più ed è testimone di un mos che non dico neanche si sta perdendo, ma si è perso. Che cos'è oggi a Torino, che cos'è oggi in Piemonte il Mos Maiorum? Nella maniera di Nino Costa e della sua gente, dei suoi contemporanei, non è più nulla. Non è più nulla. La società di Torino e del Piemonte in generale di oggi non è certo più quella piemontese dei tempi di Nino Costa, ma comunque di questo dopo. Chi fuor li maggior tui? Beh, gli antenati di chi parla, cioè i miei antenati, furono piemontesi e quindi è interessante per me andare a vedere chi sono questi antenati della piemontesità, perché di questo si tratta. E allora il termine mos si viene definendo meglio come, in questo caso, piemontesità, in tutte le sue eccezioni. Qua ovviamente, ripeto, essenzialmente poetiche, ma attraverso la poesia si veicola questo mos. La poesia è uno strumento potente, uno strumento potentissimo di veicolazione del mos. Chi fuor li maggior tui, canto 10, ove si tratta del 6° cerchio dell'inferno e della pena degli eretici, e in forma di indovinare in persona di Messer Farinata predice molte cose e di quelle che avvennero a Dante e solve una questione. Com'io al piede la sua tomba fui, guardommi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuor li maggior tui?
Ennio negli annali scrisse moribus antiquis res stat romana virisque. Lo Stato romano si fonda sugli antichi costumi e sugli uomini forti. Moribus antiquis res stat romana virisque. Siamo nani sulle spalle di giganti, gigantes maiores. Beh, la celebre metafora siamo nani sulle spalle dei giganti, che in latino suona nani gigantum humeris insidentes, è attribuita al filosofo medievale Bernardo di Chartres nel XII secolo, siamo nel XII secolo, e sicuramente il Mos è gigantesco, e in qualche modo noi siamo nani sulle spalle di questo Mos gigante. Giganti sono i grandi ascendenti, di cui i contemporanei sono discendenti. Ogni nazione, ogni popolo ha i suoi giganti, autori, auctores, la cui magnitudo, o meglio, la magnitudo delle loro creazioni, più o meno artistiche, si pone a fondamento del Mos da loro coltivato. Cultura come coltura di grandi, di gigantes maiores. E uno potrebbe chiedersi, ma oggi in tempi di globalizzazione si può ancora parlare di Mos Maiorum? Un immigrato che, poveretto, viene a cercare fortuna in Italia, magari in Piemonte, cosa se ne fa? Cosa gliene frega del Mos Maiorum nostro? Della poesia piemontese, poi. Chi non ha conosciuto qualche nigeriano, per esempio, qualche nigeriana che fa una vitaccia qui in Italia o in Piemonte magari, allora uno potrebbe chiedersi, ma per esempio la Nigeria, per esempio, ha una sua letteratura, ha dei giganti maiores, ha un costume, ha una tradizione. Beh, basta andare a vedere su internet, uno va e dice che la letteratura nigeriana ha origini diverse a seconda che si consideri quella scritta in caratteri arabi o quella moderna in lingua inglese. Per esempio si fa questa precisazione. Poi vengono citati dei precursori, la produzione post-schiavitù del XVIII secolo che ha gettato le basi, seguita poi da una fioritura nel XIX secolo, con poeti come Mohammed Nabir Nin Gvari, che pronuncia qua ovviamente è problematica. Si parla di padri fondatori, Amos Tutuola, non so come si pronunci. E quanto al riconoscimento internazionale, dice che la letteratura nigeriana è oggi celebre nel mondo grazie ad autori come il premio Nobel WOLE SOYINKA e altri scrittori contemporanei. Si potrebbe discutere a lungo di come e quanto la globalizzazione distrugga il concetto di Mos Maiorum. Già, perché un Mos Maiorum degno di tal nome necessita di un alveo culturale ben definito sia geograficamente che socialmente. Ma se tutto il mondo è paese, va da sé che un qual certo spaesamento è inevitabile, no? Chi fuor li maggior tui. Questo canale parla di maiores pedemontani, parla di un Mos pedemontano subalpino. Io sono piemontese, ripeto, e i miei maiores furono quindi piemontesi anch'essi.
Oggi, dopo la migrazione interna dal sud, certo il MOS è un po' sbiadito, forse neanche più esistente, perché oggi nel XXI secolo un vero e proprio popolo, tra virgolette, piemontese non esiste, o non esiste quasi più, perché questa migrazione interna dal sud ha stemperato, per così dire, le caratteristiche genetiche, tra virgolette, della piemontesità. Fiat docet. Ad ogni modo, per fare comunque un intervento su questo concetto di mos maiorum, inteso come ho detto, bisogna, credo, analizzare alcuni termini latini. Magis, intanto questo avverbio, magis. Poi l'aggettivo magnus, il suo comparativo maior, il suo superlativo maximus. In latino maior natu equivale a senex, anziano, maior natu, una sorta di maggiore età, che non sono certo i 18 anni di oggi. Magis è un avverbio che, significa più, maggiormente, piuttosto, e indica una superiorità di grado, no? O qualità, spesso contrapposto a minus. È interessante notare che magis, come avverbio latino, è la radice del termine magister, perché la parola magister, maestro, viene da magister, 3 volte grande, 3 volte superiore, no? E quindi c'è un concetto di grandezza. Non è solo una grandezza nel senso lui è più grande di me, nel senso che è più anziano di me, ha più anni di me. Non è solo una grandezza cronologica di questo tipo, ma soprattutto una grandezza qualitativa. Questo mos maiorum che ci tramanda la latinità sottintende un grande rispetto, una grande, direi, venerazione per gli antenati, tutto al contrario di oggi. E quindi aggiungiamo questo connotato ora alla parola mos. I nostri giganti, i nostri antenati sono magis, ter. Quindi più, maggiormente, di più. Dopodiché, dopo magis, consideriamo il termine magnus, sempre latino. Magnus, significa grande. Alessandro Magno, no? Carlo Magno. Ma in senso fisico uno può essere grande grosso, vabbè, ma qui, ripeto, non è una questione quantitativa, ma qualitativa. In senso morale, quindi, nobile, importante. Quindi, nel nostro caso, questa piemontesità come radice del modo di essere e di fare del piemontese viene da un mos, magnus, che per noi è magister, è fonte di insegnamento, è figura di riferimento. Poi vedremo qualche figura di riferimento grazie a una poesia di Nino Costa. Magnus, grande, eccellente, importante, era usato come agnomen, soprannome, nell'antica Roma, e poi come nome proprio. Anche in Svezia e in Norvegia c'è questa usanza. Magnus, è un aggettivo di prima classe, ripeto, significa grande, forte, importante, ampio. Magnus, magna, magnum. Dopodiché potremmo passare al suo comparativo, maior, più grande,
aggettivo di seconda classe, significa maggiore, più grande, può anche significare più anziano, quindi i due livelli si intersecano continuamente. Chi è più anziano è più grande. Si pensi ai presbiteri, dal greco presbyteros, oggi sinonimo di sacerdote, ma perché sacerdote come guida della comunità? In quanto più anziano. La Chiesa dei cristiani, i primi cristiani, aveva ancora questa concezione dell'anziano come venerando, degno di rispetto e guida per la comunità. Quindi lasciamo adesso stare Maximus, che è superlativo, Magnus, Maior, Maximus. I grandi spiriti di un mos, i grandi spiriti dei maiores, sono grandi. Sono anche grandi nel senso che sono tanti, spesso. E per questo i maiores erano per i latini gli antenati, grandi per meriti, eccelsi, nobili. Birmanius è il grand'uomo. E quindi i magis erano maestri, più, di più, maggiormente, piuttosto. Quindi ogni esponente del mos maiorum, inteso in senso culturale, soprattutto qui artistico-poetico, è magister. È insegnante, maestro e professore e guida, consigliere, istigatore. Magister come colui che è un qualcosa di più, in quanto ascendente di un ceppo culturale, di un alveo culturale. Mos, consideriamo ancora infine questo termine latino mos moris, maschile, di genere maschile. Il mos, come accennavo, è una maniera di comportarsi, un modo di agire, e quindi un costume, un'usanza, un'abitudine, una tradizione. Dicevo, da questo mos latino deriva il termine morale. Per noi non in senso etico, qua la moralità, tra virgolette, di cui noi trattiamo, ripeto, è quello spirito che ha fatto sì che la piemontesità diventasse, si articolasse nel tempo, nei secoli, per quello che è stata e per quello che siamo noi ultimi piemontesi. Quindi comunque presso i romani il mos era la moralità, intesa come buoni costumi, anche come malcostumi certe volte. Era insomma il carattere. E per estensione anche la legge, la regola, la norma. Dopodiché vediamo come tutto ciò vada a confluire in certi termini del piemontese. Chi è piemontese sa chi sono i grand. Quando un piemontese parla dei grand, parla degli antenati. I grand. Già tutto un programma, no, direi questo. In piemontese c'è, gioco di parole, c'è un termine che è CE con l'accento acuto, che è il nonno. Ma questo CE riporta al ser, che può essere l'inglese signore, no? Ser, anche la persona anziana è CE, ed è titolo di rispetto. Questo CE, anche se non tutti sono d'accordo, dovrebbe fare riferimento in senso etimologico al latino caput, capo, testa, nel senso francese di chef.
Potrebbe anche trattarsi di una forma aferetica di mse, sempre con accento acuto sulla E, dal provenzale messier, messer, signore, messere italiano, no? Mse, c'è. Composto dall'aggettivo possessivo latino meus, mio, e da un nominativo latino volgare, seior, per il classico senior, più vecchio. Comunque sia, capo o signore sono entrambi forme di rispetto. Quindi i grand, il c'è, è interessante che il c'è mse è il suocero. Ma ancora più interessante è notare che questo mse ha a che fare col latino meus senior e col francese monsieur. Poi si noti l'assonanza non casuale con l'italiano messere, come dicevo. In piemontese mse pare vuol dire signor padre e pare mse è il nonno della moglie. Se in piemontese si usa il termine mse da solo, significa nonno, che i piemontesi chiamano anche pare grand, e ancora una volta il grand maiores. I meam se in piemontese sono i miei avi, perché mse al plurale, se pensi a maiores, sono gli antenati. Chi fuor li maggior tui? Quando i piemontesi usano grand da solo, parlano del nonno, pare grand. E il francese? Grand-père, come è noto, no? Quindi i grand sono i nonni. Granda è la nonna, si può anche dire mare granda, e i francesi come dicono? Grand-mère, già. Granda buna in piemontese è la bisnonna. Quindi questa magnitudo, questa grandezza è sempre presente, si noti anche in piemontese, no? Nel concetto di antenato, anche senza andare troppo lontano nell'albero genealogico. Basta parlare di nonno, neanche di bisnonno, di nonna, neanche di nonna. Ma volessimo limitarci alla zia, come si dice zia in piemontese? Magna. Magna. In latino amita magna. E magna buna, in piemontese, è la prozia. Quindi in piemontese grand significa nonno, ma anche avo, oltre che alto di statura, eminente, abbondante, nobile, eccellente, grande, vasto, eccetera. Cioè, e granda, la nonna, si può anche dire avola. Facendo una riflessione etimologica, no? Il lemma proviene dal latino grandem, grande, che ha raggiunto la maggiore età, adulto, attempato, forma diffusa nel latino volgare in parallelo al latino magnum, grande. Le voci piemontesi grande e granda hanno assunto il valore di sostantivo con caduta dei termini pare, mare, che seguivano la forma aggettivale. No? Quindi pare gran, mare granda, cade pare, cade mare, basta dire grande, granda, ed è sottinteso quello che significa. Questo è il concetto. Quanto a magna, la derivazione generalmente accettata dal sintagma latino amitam magnam, prozia, è vero che è messa in dubbio da qualcuno, ma resta questo suono magna, no? Che ci riporta al latino, magnus, magna, magnum. Quindi c'è una sorta di maggioria, direi, di maggioria, cioè di autorità, di importanza, di essere maggiore nel mos maiorum, una sorta di maggioria.
donde il rispetto per gli avi. Avus in latino è il nonno e anche l'antenato. Il termine indica l'ascendente diretto di primo grado, nonno, o più comunemente al plurale, avi, gli antenati in generale. La radice si riconnette al sanscrito ava, che indica origine, provenienza, e al germanico afi, vuol dire nonno, denotando un significato originario di anziano o progenitore. Bene, qual è il mos maiorum pedemontanum, diciamo così? Qual è il modo di intendere la piemontesità giù nell'albero genealogico? C'è una poesia di Nino Costa, tratta dalla raccolta Sale Peiver, una poesia che si intitola non a caso La nostra poesia, che costituisce, per così dire, una summa, un riconoscimento al mos, in senso poetico. Nino Costa comincia dicendo che la nostra poesia è nata tra il Po e la Dora, fresca come un fiore, da una canzone di osteria e da un sospiro d'amore. No? È nata tra il Po e la Doira, fresca per una fior, da una canzone vinoira e da un sospiro d'amore. Dice che questa poesia, intralazzando con frati e con preti per far venire loro il naso rosso, Isler le insegna a bere la brocca di Giacomo Russo. Ignazio Isler. Nino Costa sta citando un gigante che ha fondato il Mos Maiorum piemontese, Isler. Quindi in questo canale YouTube sarebbe bene che le poesie di Isler, sperabilmente nella loro completezza, facessero la loro comparsa. La Duia Giacutrus, Gian, Duia. È evidente che un Mos Maiorum pedemontano ha a che fare anche con la vite, con la vigna, e per forza, perché geograficamente la coltura locale si manifesta soprattutto in termini viticoli, no? Di vigna, di vino. Non a caso Gian Duia, Gian della Brocca. Dopodiché Nino Costa, dopo Isler, subito passa a Calvo. Ma Calvo, anima ardita, all'albore dell'Ottocento le dà una spruzzata d'ape che buca i prepotenti. Ma Calvo, anima ardia, la mattinata del cent, e danza vus da via, che fuori i prepotente. E contro le cravatte della plebaglia francese solo tu ti sei rivoltata, favola piemontese. Dopodiché è il turno di Alfieri. Vittorio Alfieri, arverse scur, stravolto e scuro, da nast con chi la cria, nasti con lei grida, che il piemontese le dur, per un'Italia putia, per un'Italia di poltiglia. Ecco di nuovo caratteristiche del mosso, qui in senso genetico tra virgolette, caratteriale, piemontese, non solo il piemontese come dialetto, ma il piemontese come persona è duro per un'Italia di poltiglia. Questo Alfieri, dalla volontà tenace, volli, fortissimamente volli. Quindi altra caratteristica della piemontesità. Un bel itinerario appunto sarebbe andare a ravvisare, andare a individuare nella poesia le caratteristiche del Mos pedemontanus. E poi Balbo, Rosa, Peyron e soprattutto Angelo Proferio, citato qui da Nino Costa, ma la canzone la sialan, un momento più serio, amparater velala con l'aquila Proferio. Broferio sarebbe il piemontese.
E com'è quest'aquila di Broferio? Grande, forte, sicura, prende il frustino in mano e percuote l'impostura sulle birbe sugli stolti. Poi va urlando allarmi, da Goito a Solferino, i bersaglieri di la Marmora la incontrano a San Martino. Oh, santa epoca di gloria, quando luceva sulla fronte incoronata di vittoria la stella del Piemonte. E il risorgimento è piemontese. I Savoia stavano qui in Piemonte. E quindi parlare di Mos Maiorum nell'Ottocento è parlare in modo eminente di questa piemontesità, dalla quale è nata poi l'Italia, come è noto. E poi Nino Costa dice che dal Volga alla Drava, dalla Cernaia al Reno, l'Europa si inchinava dinanzi ai Bugianen. Questi Bugianen che non muovono, non nel senso che sono pigri, ma che se gli dici stai lì in trincea e non ti muovere, loro fino a ordine contrario non si muovono. Quindi dedizione al dovere, senso del dovere fortissimo. E altra caratteristica del Mos Pedemontanus, cioè Maiorum, chi fuorli maggior tui. E Nino Costa quindi percorre brevemente la storia del Piemonte, cita ancora Alarni, Viriglio, e su questo canale è già presente tutta l'opera poetica di Viriglio, tra l'altro. Adesso poi andrà recitata e verrà fatto anche questo. Poi cita Gastaldi, Fasolo. E infine Costa dice chi è l'anima storta, chi l'è col sobriquet cadischi tizes morta, poesia dal dialetto. Chi è l'anima storta, chi è quel saccente che dice che tu sei morta, poesia dialettale. Finché ci sarà una scintilla dietro alle nostre fronti, finché ci sarà un germoglio d'uva sulle vigne del Piemonte, fin tanto che tu spunti violette in mezzo alle ortiche, finché dietro ai monti fioriranno le gaggie, finché ci saranno delle ragazzine negli atelier di Torino, finché ci saranno delle coppiette la sera al Valentino e finché il Po vagabonda passando da riva a riva, o poesia nostrana, tu sarai sempre viva. Ma guardando la Torino di oggi possono venire dei dubbi al riguardo, che la poesia nostrana sia ancora viva. Sicuramente è viva, nel senso che qualcuno che ancora parla piemontese la può capire, ma sempre meno, e forse un giorno mai più. Spiace pensando che, per esempio, un po' più al sud dell'Italia, per esempio penso a Napoli, il Mos Maiorum venga celebrato tutti i giorni con orgoglio, cosa che permette al Mos stesso di sopravvivere. Vicende di migrazioni interne, magari là non avvenute, permettono questa sopravvivenza del Mos. Sicuramente, come dicevo, l'emigrazione interna dovuta alla Fiat, buon per i meridionali, per carità, però con i matrimoni misti ha portato a un offuscamento, all'oblio, direi, del Mos Maiorum Pedemontanus. E quindi, proprio per questo, proprio perché al sud, in modo molto più furbo, tengono ben viva la radice, occorre che anche qui, insomma, si faccia qualcosa. Canale YouTube è meglio che niente, no? Canale YouTube nel nome delle due M, Mos Maiorum, Magistrorum Magister, Magister Magistrorum.
all'insegna soprattutto della poesia. Magistra di queste usanze.